Le terre che l'occhio poteva abbracciare erano feudo dei Doria, l'eredità di Nicolò. Ma oltre l'orizzonte, oltre le montagne di granito e di grandi altopiani, oltre i pascoli di menta e asfodelo, oltre i boschi di querce e di sorgenti del Montiferru, c'erano i campi più fertili dell'isola, le foreste più ricche di selvaggina, c'erano gli orti e le vigni, i castelli ed i villaggi, e le chiese, e gli stagni pescosi, e le spiagge bianche con le capanne di giunco. C'erano le ville e le curatorie rette dai sudditi fedeli di Mariano. C'era Oristano, cinta dalle solide mura, protetta dalle due porti e dalle torri. C'era il giudicato d'Arborea, l'eredità di Federico, l'eredità di Eleonora. Gli aragonesi consegnarono il pegno prezioso e tornarono indietro. Brancadoria proseguì con i suoi attraverso il territorio amico. Non vedeva Oristano dai tempi del giudice suo suocero. Non era mai stato ricevuto alla corte di Ugone, e quando Eleonora era tornata nella città dei suoi padri, egli era già prigioniero. Sapeva che avrebbe trovato molti cambiamenti, e non solo nelle strade e nelle case, ma nella sua stessa famiglia. Federico non c'era più, Giannetto si trovava in mano al nemico, Nicolò si era fatto un uomo, non avrebbe più avuto lo stesso viso imberbe d'una volta, né la stessa voce chiara con cui lo aveva salutato dal porto d'Alghero, in quel lontano giorno di marzo del 1383. Ma il mutamento che più lo preoccupava era quello di Eleonora. Non poteva non essere cambiata in tutti quegli anni, dopo tutti quegli avvenimenti che l'avevano strappata dalle stanze delle donne per gettarla sulle strade di campagna e sulle piazze, che l'avevano distolta dalla tranquilla amministrazione della casa per costringerla a stilare trattati, a incontrare ambasciatori, a promettere, a dissimulare e dare ordini ai capitani di guerra e presiedere assemblee di popolo. Brancadoria spronava il cavallo in vista delle mura di Oristano e si preparava ad incontrare una sconosciuta. È vero che in tutti quegli anni mai una volta Eleonora aveva dato segno di volerlo abbandonare al suo destino. È vero che aveva lottato con tutte le forze contro i nemici e contro la sua stessa gente per riaverlo al suo fianco. Ma adesso che era diventata giudicessa, che aveva scoperto di possedere da sola tanta forza, tanto ascendente sul popolo, tanta perizia nel trattare, tanta esperienza nel governare la pace e nel dirigere la guerra, adesso che aveva scoperto di poter regnare da sola, l'avrebbe voluto ancora al suo fianco. E quale ruolo gli avrebbe riservato? Gli avrebbe ceduto lo scettro della casa e del regno come ad una moglie ossequiosa? O se lo sarebbe tenuto al fianco come uno dei tanti consiglieri, o peggio come giullare, come un uomo selvaggio convinta di avere esaurito ogni debito verso di lui con la liberazione? Mentre il vento del golfo di Oristano gli scompigliava i capelli diventati bianchi tra le mura di Cagliari, Brancadoria si chiedeva se anche Eleonora era invecchiata e se al fianco di quella vecchia l'aspettava un destino di gloria e di comando o una nuova e più umiliante servitù. Signori e signore, buonasera, benvenuti. Erano alcune pagine tratte da Vita di Eleonora d'Arborea, di Bianca Pizzorno, interpretate da Cristina Ricci e da Marco Spiga. Abbiamo scelto un brano intenso, evocativo, che immediatamente ci porta nel cuore di questa 7ª edizione del premio Navicella 2008. Lei è sassarese, ma da 30 anni vive a Milano.
Ad un certo momento ha deciso di lasciare l'insegnamento per inseguire, per rispondere quasi ad una vocazione, per inseguire il suo sogno, quello di scrivere. E quindi decide di farlo e si dedica con grande passione specialmente alla letteratura per ragazzi, ma non solo. È una scrittrice feconda, quindi si cimenta in vari generi letterari. È anche ambasciatrice dell'UNICEF, un ruolo che non viene ricoperto da tutti, sicuramente un ruolo prestigiosissimo, forse lei stessa avrà piacere di parlarne. Con grandissimo piacere chiamo questa sera sul palco Bianca Pizzorno. Buonasera. Buonasera. Signora Pizzorno, un Scusate. grande piacere averla con noi questa sera. E per me è un piacere essere qui. Abbiamo ascoltato poco fa alcuni brani tratti da un suo libro che con la letteratura per ragazzi, a dire il vero, non ha niente a che Non ha vedere. niente a che Ma vedere. abbiamo anche detto che lei si è cimentata nel corso di questa sua lunga carriera in tanti generi. Come mai ha scelto questa eroina nostrana, questa Giovanna d'Arco sarda, Eleonora d'Arborea, per scrivere un romanzo storico molto impegnativo? Ma perché io sono di formazione storica e gli storici non amano le leggende. Gli storici vogliono vedere cosa c'è di vero dietro le leggende. Eleonora è un personaggio che è esistito realmente, di cui purtroppo ci sono pochi documenti e intorno alla cui figura si sono costruiti anche tante bugie, tante esagerazioni. Tanti miti anche. Tanti miti, sì. Lei ha vissuto molti anni anche qui? No, molti anni non credo, però siccome questa era una delle poche basi di suo marito Castelsardo. Brancaleone Doria, probabilmente lei è stata qui e soprattutto lei sbarcava qui quando veniva in Sardegna. Lei ha vissuto da privata a Genova, ha vissuto molti anni a Genova nel Palazzo Era dei una Doria. figura che la affascinava. Non lo so se era una figura che mi affascinava di più la ricerca della verità, cioè il toglierle di dosso questa melensa immagine che le avevano creato di massaia perfetta, madre esemplare, moglie. Eleonora era una donna medioevale con tutte le caratteristiche delle donne medievali. Il secondo brano che è stato letto, per esempio, riguarda il potere delle donne. Era un momento in cui in Europa le donne stavano prendendo potere e lei ha lasciato suo marito prigioniero circa 10 anni. Dicono che fosse per non dare il bambino impegno. In quegli anni tutti i bambini delle famiglie reali andavano a fare i paggi presso le corti altrui. Eleonora ha tenuto il bambino perché il bambino era la garanzia del potere. Direi che possiamo chiamare adesso la persona che le porgerà il premio, che la premierà questa sera con grande piacere. Chiamiamo il professor Attilio Mastinu, prorettore dell'Ateneo di Sassari. Lo accogliamo naturalmente con un applauso. Facciamo applaudire, io non posso. Abbiamo un microfono anche per il professore Diletta. Allora utilizziamo magari quello della signora Pizzorno. Benvenuto. Grazie. So che voleva portare i saluti del rettore Maida al nostro pubblico. Sì, il rettore si scusa, sono felicissimo dell'occasione di rappresentare l'Università di Sassari e di esprimere stasera l'apprezzamento per l'attività di scrittrice e di artista di Bianca Pizzorno. Noi la conosciamo per questa capacità di far innamorare chi legge, per questa passione, per questa curiosità, per questa profondità che è anche capacità di presentare, diciamo, la società in tanti aspetti, con tante curiosità e con tanti dettagli. Noi abbiamo visto lo scrupolo con il quale Bianca Pizzorno si presenta, con la ricerca che è stata svolta intorno ad Eleonora d'Arborea, ma a me piace molto ricordarla per quello che sta facendo come scrittrice per l'infanzia e mi sembra che Bianca abbia la capacità di incuriosire, di creare un alone di mistero, di creare anche un ambiente magico nel quale i ragazzi sognano, esercitano la loro fantasia, si arricchiscono. Tra l'altro ritorna anche la Sardegna come sfondo proprio delle sue storie.
Beh, in alcune storie sì, però a differenza di altri scrittori, fra virgolette, sardi, che oggi sono tanto di moda, io non scrivo della Sardegna del luogo comune, cioè delle barbagge, della Sardegna dei pastori, dei banditi, eccetera. Io sono sarda di città, sono cresciuta a Sassari e in molti miei libri io racconto della Sassari borghese degli anni 50 nella quale io sono cresciuta. Vogliamo sentire adesso tutti insieme le motivazioni della giuria per il premio a Bianca Pizzorno. Posso dire una cosa? Che questo giovanotto che legge le motivazioni è figlio di una mia compagna di scuola, perché il mondo è piccolo e ci ritroviamo sempre. Io sono stata molto emozionata nello scoprire, nel rivedere nei suoi occhi gli occhi di una ragazza che sedeva nel banco a fianco al mio. Marco Spiga, prego. Uno scrittore incapace di curiosità verso il mondo è un artista incompleto, incatenato alle proprie origini e da esse limitato. Al contrario, uno scrittore la cui ispirazione si dimostra vasta e suscettibile di infiniti scenari come quelli delle fantasie infantili, rivela maggiore grandezza. Nata a Sassari, vive e lavora a Milano e ha sempre portato alto il nome della Sardegna pur sentendosi libera di guardare altrove, dimostrando con successo che essere una scrittrice sarda non significa parlare solo ed esclusivamente della propria terra. Dopo aver curato per la RAI deliziosi programmi televisivi per bambini, dal 1977 fa la scrittrice a tempo pieno di libri per ragazzi, ne ha scritti più di 30 ed è considerata in questo campo la più importante autrice italiana. Ascolta il mio cuore, La voce segreta, La bambina col falcone, solo per citare i più noti, hanno saputo incantare generazioni di lettori, grandi e piccini. Premio Navicella 2008, Bianca Pizzorno. Prego Diletta. Ecco la navicella per lei. Fotografate, grazie mille. Devo anche dire che sono molto contenta di ricevere questo premio a Castelsardo, perché molti anni fa, in realtà io a Milano vivo da 40 anni, non da 30 anni, ma io ho imparato a guidare, mio padre mi ha fatto scuola guida nei tornanti della strada di Castelsardo, per cui ho un ricordo indelebile di questo. Non abbiamo difficoltà a crederlo. Grazie professor Mastinu, grazie. E io adesso vi invito a questa 7ª edizione del premio Navicella Sardegna 2008. Ringraziamo il maestro Antonio Puglia e la sua orchestra filarmonica della Sardegna che questa sera staranno con noi per alcuni momenti musicali. Loro sono nati all'incirca 10 anni fa
prima nell'ambito del Conservatorio Canepa di Sassari, poi con gli anni, diciamo, si sono staccati e hanno acquisito una loro autonomia, sono sempre impegnati in varie tournée anche all'estero. Il loro repertorio è vario, va dall'opera lirica alla corale, alla lirica e alla polifonica. Stasera appunto avremo modo poi di ascoltarli anche più avanti. Questa sera abbiamo una platea d'eccezione, una platea prestigiosa come ogni anno, devo dire, e allora vorrei ringraziare alcuni presenti, vorrei salutarli. Sono l'onorevole professore neodeputato Guido Melix, ex premiato con credo 2 anni fa, e l'onorevole Mondino Ibba, componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, il presidente della Fasi Tonino Mulas, il presidente onorario della Fasi Filippo Soggiu, il comandante della Capitaneria di Porto Torres Giuseppe Bonelli, il tenente colonnello Marco Piccoli, che rappresenta il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Siazzu, e il comandante provinciale, il colonnello Paolo Carra, il vescovo Monsignor Sanguinetti, il vice presidenza in rappresentanza della provincia di Cagliari Franco Borghetto, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Casa di Dio, l'ammiraglio Roberto Baggiani, il presidente della Camera di Commercio Gavino Sini e naturalmente tutti i sindaci presenti questa sera. E il primo sindaco da ringraziare e da salutare questa sera naturalmente è quello di Castelsardo, Franco Cucureddu. Come sapete, l'amministrazione comunale di Castelsardo ha organizzato la cerimonia di premiazione del premio Navicella Sardegna e anche quest'anno ci siamo ritrovati qui per dare un piccolo riconoscimento, un piccolo grande riconoscimento a quei sardi che hanno lasciato l'isola e che si sono affermati fuori nel mondo, hanno messo a frutto tutto il loro talento in vari ambiti, l'ambito letterario, l'ambito scientifico, l'ambito musicale e hanno portato lontano e in alto il nome della Sardegna. Avete visto il premio della signora Pizzorno, consiste in una navicella in argento che viene realizzata ogni anno dall'orafo e filigranista Bruno Busonera, cagliaritano, che noi ringraziamo perché ogni anno lui fa dono di queste navicelle. Una navicella che riproduce una navicella votiva nuragica, di epoca nuragica, e che ci riporta un po' alla metafora del viaggio verso la conoscenza, il viaggio ma anche il ritorno nel paese natio, un po' come fanno i nostri premiati che vengono spesso anche da lontano per questo premio. A questo punto il prossimo ospite. Vai. Sei un bravissimo giornalista. Oggi hai dichiarato che la sinistra italiana deve ripartire dalla falce e il martello. Ma nello specifico, le martellate dove pensate di darvele? Già fatto tutto. Martedì, ale. Giovanni Floris. Noto giornalista, notissimo giornalista radio-televisivo. Benvenuto, è un grande piacere averla qua. Abbiamo fatto anche 2 risate con questo bellissimo... Ah, devo prendere il microfono. Diletta, vuoi portare il microfono? Grazie a tutti, buonasera. Grazie. Allora, lei è nato a Roma. Sì. Ma naturalmente il suo cognome tradisce le sue origini sarde. Tra l'altro lei sottolinea spesso, visto anche nei suoi libri, di avere questa origine sarda. Sì, mio babbo è di Nuoro, si chiama Bachisio, poi quindi non c'è da sbagliare. E noi veniamo sempre qua, da sempre. Insomma, io tutte le vacanze le considero, da quando ero bambino, tra Nuoro, Gonone, Olbia. Avevamo degli amici a Castelsardo che avevano una casa bellissima che dava sul mare,
però le finestre erano tutte verso la montagna, tranne che è un classico, credo, del fare una casa da solo in Sardegna. E le finestre verso il mare erano quelle per gli ospiti, nelle quali dormivano poi mio padre e mia madre. Quindi Vedo io che non l'ho mai conosce- visto il mare di Castelsardo. Vedo che conosce già anche le nostre pecche, insomma, non solo le bellezze della Sardegna, ma anche le nostre pecche. Lei fa parte di quella ristretta e invidiata cerchia di giornalisti RAI che nel nostro paese hanno naturalmente fatto scuola. Ho letto nel suo sito, lei ha scritto: quando io ci ho provato ad entrare era difficile. Le chiedo, oggi la situazione è migliorata o è peggiorata? Dunque, quello è un discorso più complesso. Io penso che migliori sempre la possibilità. Più passa il tempo, più le caste si inaridiscono. Il tempo gioca sempre a favore di chi sta fuori. E per chi sta dentro, per chi sta rintanato nel privilegio, è sempre più difficile portarlo avanti nel tempo. Però non può essere il tempo l'unica carta che si dà. Io parlavo della difficoltà di diventare giornalista. Nel libro, negli anni '80 me la ricordo, era terribile, si passava attraverso il PC, PSI e DC. Adesso è più ampia la possibilità, ci sono maggiori aperture, soprattutto il bello è che le maggiori aperture ci sono grazie allo studio, cioè sono le scuole di giornalismo che alla fine danno il praticantato, che danno la possibilità. E poi ci sono più possibilità perché esistono più testate e perché ci sono più editori. Sono sempre un po' pochini, però, ecco. È vero. Lei c'è un episodio nella sua vita importante per una svolta nella sua carriera. Lei si trovava durante l'attacco alle Torri Gemelle a New York come Sì, diciamo, inviato. è importante a prescindere dalla mia carriera. No, certo, però ovviamente Però nella sì. sua vita ha avuto un significato, forse Sì. in tutte le nostre vite, ma nella sua vita anche dal punto di vista della... questo ha rappresentato un po' una svolta. Da 6 anni invece lei conduce uno dei talk show più seguiti sicuramente di politica e attualità e economia in Italia. Queste due esperienze sono abbastanza diverse, che cosa le hanno dato? Sì, dunque io ero a New York e sostituivo un collega che era in ferie, che poi è andato a Pechino, Paolo Longo. Io lo sostituivo nel periodo agosto-settembre del 2001, quindi c'è stata l'attacco alle torri. Io ho seguito l'attacco alle torri, eravamo pochi, quindi ho lavorato per tutti i canali. È stata, diciamo, nel contempo un'opportunità professionale, però poteva anche essere definitivamente la pietra tombale sulla carriera, perché bastava farlo male e sarei stato rovinato. Ecco, in questo senso è stato proprio un crocevia. È per stato lei, un momento, diciamo, però quelli sono momenti che io non riesco neanche a considerare come esperienza professionale, perché è stata un'esperienza umana, cioè trovarsi là e vivere essere testimone di una delle più immani tragedie almeno della vita che è stato concesso noi vivere. Io sono del 67, credo che nulla di così terribile sia successo nel periodo che io potessi vedere, insomma, l'abbiamo visto io, mia moglie, eravamo là ed è un ricordo che non è di certo, non riesco a classificare come ricordo professionale. È vero che una conseguenza di questa cosa, di lavorare là in quel momento, è stato assumere un senso di responsabilità, un senso del dovere tale che poi si riesce pure a ridere quando ci si trova a fare Ballarò. Il brutto è stato altro. Ecco, Ballarò si fa, è una cosa che a me piace molto, è una trasmissione di cui io e gli autori andiamo molto orgogliosi, perché è una trasmissione che l'anno prossimo sarà la 7ª edizione. Sono stati 6 anni in cui tutti abbiamo visto quanto duro è stato lo scontro politico in Italia. È stato durissimo, è stato al limite della impossibilità di confrontarsi con persone che ti abitano nella porta accanto, o che camminano nelle tue stesse strade o che lavorano nel tuo stesso ufficio. L'orgoglio nostro è stato che in questo periodo a Ballarò ci si è sempre confrontati. E siete riusciti anche spesso a sdrammatizzare dei momenti e delle situazioni anche in maniera simpatica, abbiamo visto, però senza mai naturalmente perdere di vista l'obiettivo, che era quello di fare chiarezza negli argomenti e dare risposte al pubblico. Il nostro tentativo è di asciugare tutto, di riportare all'essenza estrema, per cui un politico può diventare persino un essere umano a Ballarò. Ecco. E in questo lei è davvero molto bravo, grandi complimenti davvero.
Dopo i successi di Mal di Merito, perché lei non è solo un giornalista ma anche scrittore, e ha avuto molto successo questo suo ultimo libro, so che deve uscire tra pochissimo invece un libro, però non ricordo, ecco, La fabbrica degli ignoranti, la disfatta della scuola. Sì. È un titolo pessimista questo. No, perché diciamo la disfatta è un termine sportivo, no? La disfatta succede sempre a chi pensa di vincere, quindi le potenzialità per vincere ci sono, però è vero che noi ho cercato di invertire il discorso sulla casta, no? Sono ignoranti, sono cattivi. Allora, se ci ricordiamo quella trasmissione delle Iene in cui ai politici veniva domandata ad esempio cos'era il Darfur e c'era un politico che rispondeva e mangiare in fretta, no? Poi O le caramelle. sì, poi vabbè, la Consob cos'è non si sapeva. Poi io mi sono rivisto i filmati, la giornalista domandava una, come si chiama il Papa? E quello faceva Giovanni, quello faceva no, Bonifacio, e un'altra Suggeriva, sì. Allora, i politici sembrano terribili. Poi però sono andato a vedere i curricula di questi, cos'erano? Ed erano un avvocato, un primario. Allora non sono i politici che sono terribili, forse sono gli italiani che sono terribili. Io ho il timore che se le stesse domande le Iene le avessero fatte all'uscita delle poste, le risposte sarebbero state uguali. Allora qual è il problema? C'è una casta di persone inadeguate che ci guida? Drammaticamente probabilmente è un paese che sta piano piano allentando i freni, e non so se avete visto quel video che ha girato molto nel web di un manager di una grande azienda che in una convention, per tirare su i propri dipendenti, dice: stringete i denti, ce la possiamo fare, dovete fare come Napoleone a Waterloo. Cioè, allora se questo prende, Poveri noi. mi pare che prenda 800.000 euro l'anno, quindi diciamo non serve studiare troppo, almeno non serve studiare storia. E siamo andati a vedere i compiti fatti per diventare magistrati, tanto per colpire sia i politici che i magistrati, le due grandi categorie. Si fa naturalmente l'esame per magistrato, si fa dopo essersi laureati in giurisprudenza. Allora c'era un compito consegnato, faceva riferimento a una veperata questio. Allora la commissione diceva: veperata questio, cos'è? Pensavano, alla fine è uscito fuori, dice: sarà vexata questio, una questione molto discussa. Dice: ma perché veperata? Allora alla fine un giurato ha avuto un esaminatore ha avuto il flash. Allora era veperata perché lei aveva visto vexata. Quando si mandano i messaggetti il per si scrive X, però essendo dei professori dice: io non gli posso scrivere X, scriviamogli per, così facciamo bella figura. Era diventata veperata questa. Allora davanti a tutto questo prendersela solo con i politici forse è un po' poco, è bene prendersela anche con loro, però andiamo a capire dov'è che perdiamo il passo, e probabilmente è proprio a scuola. Sì, è vero, ha ragione. Direi che possiamo chiamare la persona che le consegnerà questa sera la navicella, che è il direttore di Rai Sardegna, Romano Cannas. Prego. Prego, benvenuto. Grazie. Ciao Romano. Grazie, e la voglio ringraziare anzitutto perché so che lei in questo periodo è davvero impegnatissimo nell'organizzazione del Pri Italia, che tra pochissimo sarà spot. Facciamo il premio Italia, infatti, quindi, a Cagliari, però c'è una notizia: Castelsardo sarà uno dei 15 centri comuni della Sardegna coinvolti nel premio Italia. Questa grazie è una notizia. anche davvero alla buona volontà, davvero all'attivismo e alla bravura di questo sindaco. Credo che meriti davvero Franco un applauso. Cuccureddu, sì. No, io vi sentivo prima, Sì? quando parlavate della lottizzazione in Rai. Si diceva una volta che i giornalisti in Rai erano un socialista e un democristiano e uno bravo. Ecco, io credo che Giovanni, ma non perché siamo amici, Fosse il terzo. credo che giustamente. fosse il terzo, Certo. la terza casella. Certo. E quindi questo credo davvero gli vada dato atto, e quindi come sardo credo che sia un sardo che nel giornalismo italiano davvero svolge un ruolo, e poi credo che quelle immagini abbiano dimostrato che è anche, al di là di quello che si dice, molto pluralista. Sicuramente, anche questo, è verissimo questo, è verissimo. Vogliamo sentire insieme le motivazioni della giuria.
Ha iniziato la carriera di giornalista in maniera alquanto strana, con una sostituzione per maternità all'Avanti. Ma da allora, completati gli studi alla Scuola di giornalismo di Perugia, la sua carriera è stata un veloce susseguirsi di avanzamenti e di successi che lo hanno portato a essere considerato uno dei migliori giornalisti e conduttori della televisione nazionale. Entrato in Rai nel 1996, è stato inviato in diverse parti del mondo. Nel 2001, come responsabile della sede di New York, ha vissuto e raccontato in diretta le tragiche vicende dell'11 settembre, è noto al grande pubblico soprattutto per la sapienza ed arguzia con cui conduce la rubrica Ballarò. Ha vinto numerosi premi ed è autore di diversi libri di inchiesta. Appassionato di letteratura mitteleuropea, ama in particolar modo Kundera, nonostante si chiami Milan. Lui, infatti, è un accanito sostenitore della Roma, però tifa anche Cagliari, perché le radici sarde sono dure da estirpare. Conferma? Confermo tutto. Premio Navicella Grazie 2008, Giovanni Floris. Grazie tanto. Grazie Cristina, ecco arriva la navicella. Grazie, sono davvero orgoglioso di prenderlo. Grazie Ecco. tanto. Magari giri, ecco, perfetto. Noi non saremmo qui stasera se non ci fosse stato naturalmente il contributo dei nostri sponsor, che ringraziamo calorosamente e citiamo. Sono Terna, Prismian, Acciona, Agua. Per il patrocinio ringraziamo invece la Camera di Commercio di Sassari e il Ministero della Difesa. Per la collaborazione Bruno Busonera, Orafo di Cagliari, l'agenzia di viaggi Cosmorama e le cantine di Dolianova. E adesso abbiamo qui proprio un rappresentante di Acciona Agua, l'ingegner Luigi Patimo, direttore generale di Acciona Italia, che pregherei di raggiungerci qua sul palco. Lo accogliamo naturalmente con un applauso. La sua è un'azienda che si occupa di progettazione di sistemi idrici e di sistemi di potabilizzazione. Benvenuto, buonasera. Buonasera a tutti. Voi siete presenti in Sardegna da molti anni, credo anche storicamente, proprio con la vostra azienda. Abbiamo quasi cominciato l'attività in Italia, in Sardegna, abbiamo cominciato con la gestione del potabilizzatore di Cagliari e subito dopo abbiamo cominciato a lavorare con tutti gli enti ESAF, EAF che si sono poi uniti in Abbanoa. Io sono orgoglioso di partecipare a questa manifestazione, non ruberò tempo a tutti i persone. Quest'anno avete scelto di Ho fare da aderito sponsor. in frazioni di secondo all'invito che mi è stato rivolto dal sindaco Cucureddu, che voglio ringraziare personalmente, e vorrei già prenotarmi per la prossima edizione, visto il successo, la splendida cornice e tutti i personaggi dello spettacolo e della cultura che sono stati invitati, che sono stati premiati stasera. Grazie ingegnere, Grazie a tutti. noi la prendiamo naturalmente in parola e registriamo questo. Quindi Registrato. il sindaco grazie per essere Grazie a voi, stata ancora. con noi. Prego. Arrivederci. Vorrei adesso invece chiamare sempre brevissimamente, proprio per delle pillole, chiamiamole così, un'altra persona che fa parte, che presiede una federazione molto importante, che ha molto a che vedere con questo premio. Sto parlando della FASI, che è la federazione, come sapete, che riunisce tutte le associazioni di sardi che vivono fuori dalla Sardegna. E allora chiamerei con noi su questo palco Tonino Mulas. È il presidente onorario della FASI, Filippo Soggiu, fa parte della giuria. Quindi questa federazione ha un ruolo importantissimo nella scelta dei candidati della navicella. Buonasera Tonino Mulas. Buonasera a tutti. Allora, emigrazione. L'emigrato di oggi non è certamente l'emigrato che noi ricordiamo di 50 anni fa. È una figura molto diversa, il sardo che va fuori, un sardo che si afferma, che crea ricchezza. Sì, c'è un libretto che è uscito da poco che è intitolato Scienziati di Ventura, che parla per esempio di tantissimi ricercatori e di giovani scienziati che sono in tutto il mondo e che rappresentano la Sardegna in tutto il mondo. Anche quelli sono quelli che vanno oggi fuori dalla Sardegna. Un tempo si chiamavano emigrati con la valigia di cartone, oggi
vanno via con la laurea. È importante rappresentare sia quel mondo di lavoratori di allora che a partire dagli anni 50, soprattutto dagli anni 60, sono andati via e però hanno rappresentato molto per la Sardegna, anche dal punto di vista economico, con le loro rimesse, con i loro investimenti. Molti sono tornati, molti hanno fatto sacrificio, molti si sono affermati, magari non avevano allora un titolo di studio, partivano dal fare i contadini o i minatori o i pastori, in cerca di vivere meglio, soprattutto in cerca di fortuna, e oggi abbiamo tanti altri, qualcuno ancora emigra per necessità, per problemi di lavoro, e ci sono ancora molti lavoratori anche nel settore manuale, però abbiamo anche moltissimi giovani sardi che sono brillanti personalità e delle intelligenze al servizio da fuori della Sardegna. Certo. Grazie Tonino Mulas, Grazie a voi. presidente della Fasi. Il prossimo premiato arriva da Arborea, o meglio, mi correggo, è nato ad Arborea. Dopo una laurea in scienze agrarie all'Università di Sassari ha fatto un viaggio in Australia per motivi di studio, motivi di specializzazione, e poi in realtà si è trasferito lì insieme alla sua famiglia. Una scelta sicuramente coraggiosa. È un agronomo, un ricercatore che collabora con i più prestigiosi centri di ricerca in questo settore. Lo conosciamo subito, Angelo Loi. Buonasera, benvenuto. Grazie. Ha fatto buon viaggio? Ma sto ancora smaltendo, sono 2 giorni in viaggio, ci sono stati Arriva piccoli anche dei ritardi, problemini. immagino. Sì, ma comunque Inutile ne valsa la pena, è un onore essere qua, quindi questa bellissima cornice. Lei, professore, Beh, non sono un professore. ha avuto, insomma, ha avuto molto coraggio. Si è trasferito in Australia, questa terra così lontana, così diversa. Un po' per caso, perché lei in realtà era andato lì per una specializzazione, se non sbaglio. Sì, avevo avuto una borsa, ho avuto la fortuna di vincere una borsa di 6 mesi e poi sono andato lì e ho avuto la possibilità di collaborare con dei ricercatori a livello altissimo nel quanto riguarda il mio campo, e poi quando sono ritornato loro mi hanno offerto un contratto, me lo ricordo ancora oggi, erano 2 anni di contratto. Abbiamo deciso di sposarci con mia moglie, 3 giorni dopo siamo partiti, siamo ancora in viaggio di nozze. E lei non si poteva Biglietto dire di di no. sola andata. Non si poteva dire di no a questa offerta. L'attrazione dell'Australia è una bellissima terra, fortissima. E soprattutto le ha dato la possibilità di poter mettere a frutto, diciamo, le sue sperimentazioni, proprio perché è una terra grande. Sì, io dico sempre, sono un fortunato, perché mi pagano bene per fare quello che mi piace e ho la possibilità di vedere applicata su larga scala i risultati della nostra ricerca. L'Australia è una terra arida, poverissima, almeno dove lavoro io sono 20 milioni di ettari, dai terreni più poveri in assoluto al mondo, però ha un suo fascino. Ed è vero che lei è riuscito a coltivare queste zone desertiche? Siamo stati fortunati, siamo riusciti a domesticare delle nuove specie che sono riusciti a colonizzare, a dare delle nuove opzioni agli agricoltori per migliorare l'agricoltura e rendere un'agricoltura più sostenibile con un ridotto uso dei fertilizzanti artificiali, erbicidi e insetticidi. Queste sue, non so se si possono chiamare invenzioni, forse vi deve correggere. Ma no, noi non inventiamo niente, riscopriamo quello che gli antichi hanno fatto, molto probabilmente. Probabilmente. Lei li utilizza anche a favore dei paesi poveri, sono delle scoperte che lei ha fatto che... Queste specie hanno il vantaggio che qualsiasi agricoltore le può propagare e quindi le può produrre, e quindi non diventa lo schiavo delle compagnie multinazionali. Queste sono specie che ognuno può coltivare, può produrre e distribuire nella propria azienda. Una minima parte delle royalty ritorna da noi per contribuire per la ricerca. Ho avuto delle collaborazioni col Cile, col Sudafrica. Queste specie hanno un grandissimo potenziale proprio in zone marginali, semi-aride, tutto il Nord Africa. E visto che sono relativamente nuove, quindi abbiamo bisogno di moltiplicare, di produrre tanto seme,
affinché possa venire esportato, quindi ci passerei lì. Professore, chiamiamo non la persona, ma nel suo caso sono 2 le persone che le consegneranno la navicella, e sono il professor Giuseppe Pulina, direttore generale di Agris, che è l'Agenzia regionale per l'innovazione scientifica, prego, e Piero Luciano, preside della Facoltà di Agraria di Sassari. Allora, buonasera. Benvenuti, buonasera. Grazie. Buonasera, benvenuti. Allora, no, va bene, può tenere anche il microfono, poi se la fa. Professore, voi vi occupate di ricerca, di innovazione, di ricerca scientifica. In Sardegna riusciamo a tamponare la fuga dei cervelli, oppure per fare ricerca bisogna andare fuori? Se i cervelli che vanno fuori poi ritornano e ci portano ciò che hanno scoperto fuori, va bene. Così anche integriamo quelle che sono le possibilità di iscrizione nei circoli dei sardi che stanno dall'altra parte. Nel caso specifico, io conosco Angelo da sempre, lui qui in Sardegna in realtà ha iniziato a lavorare con l'erba e con le pecore, poi siccome stava stretto è andato in un posto più grosso dove c'è molta erba e molte pecore. Lei si è laureato alla facoltà di agraria di Sassari, che come è noto è una facoltà molto rinomata, che sforna delle eccellenze. Insomma, siete fieri di Angelo Loi? Ci facevano studiare, questo è importante quello che dice Angelo. Ci facevano studiare, anche oggi cerchiamo di far studiare i giovani, moltissimi dei nostri giovani laureati, soprattutto in questi ultimi 3 anni, grazie al Master and Back, al programma regionale, sono fuori, e alcune rimarranno fuori in America, in Inghilterra, in Germania, in Spagna e chissà qualcheduno in Australia. Ma con Master and Back non vanno solo fuori laureati di agraria. Per esempio mio figlio è in Australia a insegnare italiano dopo la specializzazione fatta con Master and Back. Quindi è un vicino di casa. L'Australia è più vicina di quello che pensiamo. In Australia la seconda lingua più parlata è l'italiano, solamente a Perth ci sono più di 100.000 italiani. Incredibile, siamo dappertutto, certo, italiani e anche sardi. Sentiamo insieme adesso le motivazioni della giuria. Dai pascoli mediterranei alle sconfinate pianure australi. Laureato in scienze agrarie a Sassari, ha messo a frutto insieme al suo personale talento la tradizione d'eccellenza dell'Ateneo Turritano, applicandola ad un mondo nuovo, anzi nuovissimo, con caratteristiche totalmente differenti. Per conto della University of Western Australia e poi del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione del governo australiano, ha sviluppato nuovi sistemi agricoli ecosostenibili e selezionato nuove specie di leguminose foraggere coltivate oggigiorno su diversi milioni di ettari. Ha inventato e brevettato 2 sistemi innovativi e rivoluzionari, uno per la batterizzazione delle leguminose, l'altro per la semina economica delle leguminose su aree molto estese. Premio Navicella Sardegna 2008, Angelo Loi. Ecco che arriva la navicella. Ve la consegnate insieme. Eccola qua. Per lei è stato davvero per noi un grandissimo piacere. Grazie mille, sono onoratissimo. Questo premio lo voglio interamente dedicare a mia moglie, che è stata in Australia con i miei figli, per aver condiviso l'avventura australiana con me, per avermi ispirato, per l'aiuto e anche avermi sopportato in certi momenti, senza ombra di dubbio. Grazie.
stupore e meraviglia per lo straordinario talento di Anna Tifu. Grazie Anna per essere qua con noi. Passo da quest'altra parte, scusami. Tu torni a Castelsardo dopo tanti anni, sei stata qui da bambina per i corsi di perfezionamento. Sì, sono stata qui a 7 anni, quindi un bel po' di anni fa, e io avrò sempre un ricordo bellissimo di Castelsardo perché qui c'è stato il mio primo insegnante dopo mio padre, Felice Cusano, che tra l'altro mi ha preparata a vincere il mio primo concorso nazionale a Vittorio Veneto, che ho vinto poi a 8 anni. Tu hai iniziato prestissimo, a 6 anni, lo studio del violino. Che cosa ricordi di quegli anni, Anna? Sì, ho iniziato a 6 anni per mia volontà perché mio padre è violinista e allora sentendolo studiare ovviamente mi è venuta la curiosità di incominciare. E una volta cominciato mi ricordo che volevo subito iniziare a suonare tutto, anche se non era possibile perché ovviamente per suonare uno strumento così ci vogliono anni e anni di studio e di preparazione, quindi mi ricordo di aver iniziato con lui e poi a 8 anni, dopo 2 anni già ho vinto il mio primo concorso. È stata una passione insomma, che mi è venuta da quando ero piccolina, già a 4 anni andavo ai concerti. Ti sentivi una bambina, come dire, diversa dalle altre? Personalmente io assolutamente no, anzi erano gli altri che mi facevano sentire in qualche modo diversa perché io ho vissuto e continuo a fare la vita di tutte le ragazze della mia età. Ecco, anche oggi come riesci a conciliare lo studio del violino con la vita di una ragazza di 22 anni? Vai in discoteca, vai al pub, vai in palestra? In palestra no perché sono pigra, però in discoteca sì. Ovviamente sì, mi diverto e la giornata è lunga e si possono fare tutte e due le cose, quindi non sono di quelle che studiano 10-12 ore al giorno e poi non hanno tempo di vivere la vita, assolutamente. Ma i tuoi amici si stupiscono, ad esempio, quando vengono a vederti, si stupiscono, insomma, di questo tuo talento straordinario? Ma diciamo che io ho delle amiche, ne ho poche ma buone e tra l'altro non sono nessuna delle mie amiche musicista e quindi diciamo che sono abituate perché sono cresciute con me, quindi non... Ti piace girare il mondo? Molto. È un mestiere faticoso che però ti dà tante soddisfazioni e ti fa girare il mondo, ti fa conoscere tante persone interessanti. E tra le persone che tu hai conosciuto c'è il grande Salvatore Accardo. Sì, Salvatore Accardo è stato mio maestro per 10 anni, da quando avevo 8 anni ho studiato prima a Roma privatamente e poi a Cremona all'Accademia Stauffer. Lo considero come un secondo padre. Grazie Anna, direi che possiamo chiamare sul palco insieme a noi la persona che ti consegnerà la navicella, che è Gavino Sini, il presidente della Camera di Commercio di Sassari. Benvenuto, ritorna da noi. La Camera di Commercio è uno dei patrocinatori. Buonasera. Buonasera a tutti. Sono rimasto senza parole, che per me, chi mi conosce, è difficile. Se c'è riuscita, poteva riuscirci solo un talento così. Per dire due cose. Ho capito innanzitutto che, siccome io suono la chitarra e mia figlia non ha preso la chitarra, non suono bene come tuo padre. Quindi sicuramente mi sa che la lascio da parte. L'altra cosa invece non è capire... Non si butti giù, insomma. No, perché non mi hai sentito. L'altra cosa invece è... Noi qui, come sapete, la Camera di Commercio patrocina questa manifestazione già da un po'. Oltre perché apprezziamo da tempo, non gli voglio far fare un altro applauso, ma apprezziamo sicuramente da tempo l'opera del sindaco di Castelsardo, ma soprattutto abbiamo apprezzato questa manifestazione. Cercando di capirne il senso. Forse ci sono anche dei luoghi comuni che questa manifestazione è sfatta e qualche volta invece li enfatizza. Sardegna è isola di solisti. Lei forse ne è una grande dimostrazione, però poi dopo è anche capace a suonare con l'orchestra. Noi invece qualche volta un po' con luoghi comuni rimaniamo un po' troppo solisti. Però è bello poter avere tanti solisti in diversi campi che salgono qui e ricevono un premio. Sono delle perle, le perle della nostra Sardegna, le quali molto spesso manca un filo per diventare collana. Questa manifestazione può essere quel filo che dà il senso. È un senso che è legato sicuramente all'appartenenza, è legato alla riconoscenza. Riconoscenza perché anche qualche piccolo sacrificio, abbiamo visto i chilometri che ha dovuto fare
Angelo Loi per venire qui. La riconoscenza però di riconoscere le radici comuni, capire che si è partiti per il proprio viaggio e non dimenticarsi il punto da cui si parte. E la manifestazione, questo premio deve dare questo, anzi io vorrei che rimanesse un pochettino più forte. Infatti anche col sindaco stavamo pensando di costituire questo club dei premiati, fare in modo che coloro che sono stati premiati e che quindi hanno ricevuto un segnale di attenzione possano però sentirsi accomunati e legati anche nel tempo a quello che è un territorio che non si è dimenticato, ma non solo, anzi cerca di valorizzarli, che è orgoglioso, gli dà un segnale di premio, ma soprattutto poi spera anche che un domani possano essere rette per aiutare anche quelli che stanno provando anche loro a fare la sua strada, devono anche loro partire da qui. Grazie Presidente per queste sue parole. Ascoltiamo adesso insieme le motivazioni della giuria per il premio ad Anna Tifu. È uno dei più straordinari talenti che mi sia capitato di incontrare. Quello che impressiona in lei è la maturità del suono, la capacità di intendimento e la velocità di apprendimento, assolutamente al di fuori dell'ordinario. Così ha detto di lei il suo maestro, Salvatore Accardo. Nata a Cagliari, ha iniziato lo studio del violino a 6 anni e ad 8 ha vinto il suo primo prestigioso premio. Ad 11 anni ha vinto il concorso internazionale di Kloster-Schöntal in Germania con una magistrale esecuzione di Bach. Nello stesso anno ha debuttato come solista in importanti orchestre internazionali e a 12 anni alla Scala di Milano. Si è diplomata a 15 anni col massimo dei voti, la lode e la menzione speciale al Conservatorio di Cagliari. Viene invitata a suonare nei principali festival internazionali, emozionando con la sua musica centinaia di platee e migliaia di cuori. Premio Navicella 2008 Anna Tifu. Ecco la navicella. Ecco, magari la tiene il Presidente o l'aiuta perché Anna ha il violino. Grazie, grazie Anna. A proposito, una domanda. Lei suona dei violini preziosissimi, settecenteschi. Che rapporto ha con questo strumento? Ma sicuramente suonare un violino di questa importanza è certamente diverso dal suonare un violino moderno, ecco. Purtroppo ancora non mi posso permettere di averlo mio, un violino del genere, però ho la fortuna di averli comunque prestati dalla Fondazione Pro Canale di Milano. Grazie Anna, grazie Gavino Sini. Grazie al Presidente della Camera di Commercio. Ecco, prenda lei, magari lo dà a Diletta il premio. Invece Anna Tifu non va via perché rimane ancora con noi e ci regala una delle pagine di più alto virtuosismo della letteratura musicale. Eseguirà per noi un brano per violino solo, Le Furie di Isaì.
Con grande piacere adesso introduco il prossimo premiato, lui ha 60 anni, arriva da Pattada. Per lui studi lunghi e approfonditi lo hanno portato ad una carriera brillante come ambasciatore e come rappresentante diplomatico della Santa Sede nel mondo, dal Congo al Sudan, alla Nuova Zelanda, dall'Inghilterra alla Francia agli Stati Uniti. Dal 2002 è nunzio apostolico in Angola. Monsignor Angelo Becciu. Buonasera, buonasera Monsignore, benvenuto. Grazie per essere qua con noi. È arrivato, credo, anche lei da lontano, ma io so che in ogni posto dove lei è andato sempre ha portato un pezzetto di Sardegna, è vero? Sì, questo è vero e chiaro, non posso tradire le mie origini e me stesso. Ed è stata sempre una bella sorpresa e anche trovarmi con qualche sardo, perché dovunque ci si incontra nasce spontaneo subito esprimersi anche nella nostra lingua. Ecco, ad esempio, io conosco un episodio che vorrei che lei raccontasse. Quando era in Nuova Zelanda, lei credo fosse allora segretario del nunzio apostolico, incontrò la regina Elisabetta, che è capo di Stato della nuova ex colonia inglese. E la regina Elisabetta si rivolse a lei e cosa le disse? Sì, in quell'occasione, sapete, il nunzio, come tutti gli ambasciatori, deve presentare le sue lettere credenziali. E siccome la regina era in visita ufficiale in Nuova Zelanda, lei, come accennava lei stessa, ricordava lei stessa, è capo di Stato, tant'è che la massima autorità in Nuova Zelanda si chiama governatore, come anche in Australia, perché la regina è ancora il capo di Stato di queste ex colonie. E dunque il nunzio doveva presentare le lettere credenziali e si recò dalla regina Elisabetta per adempiere a quest'atto. È chiaro, io come segretario l'accompagnai. Il protocollo prevede che il nunzio, il nuovo ambasciatore faccia un discorso e appena finito il discorso la regina venne verso di noi. Io ero a fianco del nunzio e si rivolse direttamente a me. Mi disse: "Where do you come from, Monsignor?" Da dove viene, Monsignor? Io immediatamente gli dissi: "Dalla Sardegna, from Sardinia." E tutti risero, immagino. Tutti risero perché abitualmente si dice l'Italia, la nazione. E Io lei dissi come immediatamente così perché sapevo che in quei giorni il principe Carlo e allora Diana erano qui in Sardegna, quindi mi venne con il loro yacht, se non ricordo male. Spontaneo. Tutti risero, però diede occasione a tutti di parlare della Sardegna. È vero. Un'altra volta, sempre in Nuova Zelanda, lei incontrò il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. È tra l'altro uno dei nostri premiati di qualche edizione fa. Immagino insomma che sia stato anche quello un momento... È vero, fu l'unico in cui in quel paese potei parlare sardo, perché venne in visita ufficiale all'ambasciata, le varie presentazioni, l'ambasciatore mi chiamò: "Guardi, abbiamo un sardo qui." Immediatamente mi chiese: "Dov'è, Monsignor?" "Di Pattada." "Pattadesus ezzis." "E se adas, mandende buongiorno." "Se vadas, ve ne stanno mandando." E poi fece i giri, ritornò da me e parlammo del più del meno. Incredibile, non ritrovarsi insomma in questo immagini, paese. Nuova Zelanda, lo sapete, il signore che sta in Australia sono 27 ore di aereo. Quindi, due sardi si incontrano anche in un paese così lontano. Vero, E sì. poi lei ha fatto ancora qualcosa di più, Monsignore. Qualche anno fa, in occasione della visita ad Limina, quella che i vescovi fanno al pontefice, ha portato a Pattada i vescovi angolani, quindi ha portato loro direttamente in Sardegna, è vero? In Sardegna, è vero. E qui devo ringraziare Monsignor Sanguinetti, perché allora era vescovo di Ozieri e collaborò per far venire tutti questi vescovi, una ventina di vescovi in Sardegna. E loro rimasero incantati dalla Sardegna? Sì, incantati di tutto, non solo delle preghiere, ma anche
della cucina sarda, fecero i vari giri, ritornarono poi in Angola e subito vennero a incontrarmi, a ringraziarmi, a magnificare la Sardegna, a dire tante le bellezze varie. Ma una sorpresa. Una sorpresa? No, dica. No, dico che rimase nel cuore la Sardegna, tant'è che immaginate l'Angola, dove sono appunto adesso nunzio, sono 4 volte più grande dell'Italia e sono diocesi enormi, quindi adesso che è finita la guerra si può un po' viaggiare in aereo e sono distanze enormi. Ma sì, infatti E c'è loro, la guerra. sì, ci abbiamo interrogato. E loro, quando vado a visitarli, che mi tolgono? Una bottiglia di mirto. Incredibile. Una bottiglia L'hanno di fatto mirto. scorta quando sono stati qua. Lei ha parlato di Seadas, io non resisto, Monsignore, non resisto. Sì, lei ha parlato di Seadas e io allora voglio sapere se è vero che nella nuziatura di Luanda c'era un cuoco giovanissimo angolano che faceva le seadas più buone che lei abbia mai assaggiato. È vero o non è vero? Questi segreti sono segreti di nunziatura. Io però faccio la giornalista e quindi... lei sa bene molte volte Come ha imparato? quando molte volte con i colleghi diplomatici e se bisogna far avanzare qualche proposta bisogna prenderli alla gola. E quindi si usa molte volte la nostra cucina, Seadas, ha imparato i spaghetti alla bottarga, quando arriva qualche volta la bottarga qualche amico la porta. È un ragazzo che è passato qui in Sardegna ha preso bene queste arti. Bene, Sì, siamo felici di questo, Monsignore. E un'ultima cosa, una sua debolezza, se così la possiamo definire. No, non si preoccupi. Il calcio. Lei è tifoso del Cagliari, è vero? Chiaro. Ogni volta che torna in Sardegna chiede come va il Cagliari, cosa fa, è vero? È chiaro, del Cagliari. Poi mi ricordo che siamo un regno sardo piemontese, c'è anche qualche altra debolezza, ma soprattutto il Cagliari, questo è chiaro. Adesso sarà molto felice perché la persona che la premierà è un suo carissimo amico e allora chiamo con grande piacere sul palco Sua Eccellenza Monsignor Sebastiano Sanguinetti, Vescovo di Tempio Ampurias. Buonasera Monsignore, benvenuto. Buonasera. Ho visto che ha apprezzato gli aneddoti di Monsignor Becciu. Voi siete amici di lunga data? Amici di lunga data, degli anni degli studi di liceo teologia a Cuglieri. Poi le nostre strade si sono divise e ci siamo ritrovati, anche se ogni tanto ci si vedeva e ci si sentiva. E poi ci siamo ritrovati quando io sono diventato vescovo di Ozieri. Durante questo mandato poi lui divenne anche arcivescovo, venne ordinato a Patada in una memorabile celebrazione. E quindi davvero amicizia di lunga data, grande apprezzamento soprattutto del lavoro che lui fa. E io sono contento di questa onorificenza che riceve stasera, almeno per un duplice motivo. Intanto perché lo riceve qui a Castelsardo. Castelsardo che è stata sede episcopale per tantissimi secoli e ancora la diocesi è diocesi di Tempio Ampurias. Ampurias come sede qui, antica sede vescovile. E apprezzo molto questo premio per la portata, per l'importanza e credo anche per l'opera di promozione della cultura, perché promuovendo i sardi che vivono all'estero, che portano alto il nome della Sardegna, credo che si faccia davvero una grande opera culturale e che questo avvenga qui a Castelsardo onora anche me, che sono vescovo di questa città e di questo territorio. L'altro motivo è il fatto che venga dato a un confratello, a un amico, a un vescovo che lavora al servizio della Santa Sede, del Santo Padre nel mondo, un diplomatico. Ma i contatti di un nunzio non sono soltanto quelli con i capi di Stato, con le diplomazie internazionali, con i vescovi, con le chiese locali, ma sono contatti con le popolazioni. E io qui concludo. Sono contento di ricordare che grazie a Monsignor Becciu
quando ero ad Ozieri, abbiamo portato avanti un programma, la costruzione di una chiesa e di una scuola a Luanda. Lei 2 anni fa è andato, 2 anni, Monsignore, esatto. Siamo andati lì a trovare Monsignor Becciu. a trovare ospite, con una delegazione di suo sardi. ospite, esatto, suo ospite in nunziatura, ma per la consacrazione di quella chiesa e l'inaugurazione di quella scuola, che ospita 800 ragazzi in questa periferia sterminata di Luanda. Quindi possiamo dire che c'è un pezzetto di Sardegna Ma certamente. anche in questo Certamente. paese. Bene, sentiamo adesso insieme le motivazioni della giuria per Monsignor Becciu. Pattadese di nascita, laureato in teologia a Cagliari, a 24 anni è stato ordinato sacerdote ed ha completato i corsi diplomatici presso l'Accademia Pontificia di Roma. È stato nunzio apostolico in diversi lontani e difficili paesi come il Congo, il Sudan, la Sierra Leone, oltre che in Francia, Inghilterra e Nuova Zelanda. Nei vari continenti è stato ambasciatore non solo della Santa Sede, ma anche di Sardegna e di Sardità. Dal 2001, consacrato vescovo, ricopre la carica di nunzio apostolico in Angola. Qualche anno fa ha ospitato a Pattada i vescovi angolani e da allora alla tavola di quei prelati viene regolarmente offerto al nunzio e agli ospiti di riguardo, appunto, un bicchierino di mirto. Premio Navicella 2008, Monsignor Angelo Becciu. Ecco la nostra diletta. Prego, Monsignore. A lei il piacere di consegnare la navicella a Monsignor Becciu. Grazie, grazie Monsignor Sanguinetti, grazie anche a lei Monsignor Becciu e complimenti e continui insomma a lavorare così bene anche per noi. Grazie. Adesso un altro piccolo momento musicale, un regalo che ci fa l'Orchestra Filarmonica della Sardegna, dirige il maestro Antonio Puglia.
Grazie al maestro Antonio Puglia e alla sua orchestra filarmonica della Sardegna. La 7ª edizione del premio Navicella Sardegna giunge a termine. E adesso, ecco, la vedete già in queste immagini, lei è sassarese, bellissima, notissima. Tra le ragazze sarde che sono entrate a far parte del mondo dello spettacolo e della televisione, certamente lei è quella che ha mostrato più di tutte, oltre alla bellezza, il talento, la determinazione e il carattere, tutte caratteristiche che le hanno consentito di affermarsi con successo nella pubblicità, nella fiction. Avete già visto di chi si tratta, con grandissimo piacere chiamo su questo palco Elisabetta Canalis. Mentre scorrono le immagini, buonasera Grazie, Elisabetta. buonasera a tutti. Grazie, complimenti. È un grande piacere per noi averla qui. Dammi del tu, ti prego. Va bene, perfetto. E noi ti ricordiamo nel 99 a fianco di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in Striscia sì. la notizia. Da allora è passato tanto tempo, ma io vorrei fare con te un passo ancora indietro. Sì. Cioè quando tu sei partita per Milano per frequentare l'università. Sì. In quell'anno qualcosa è successo. A Galeotta fu una festa, se non sbaglio. Sì, dunque, io sono partita a Milano per frequentare l'università di lingue, non perché a Sassari non ci fossero le università come tutti ben sappiamo, ma proprio perché avevo il desiderio appunto di fare un'esperienza nuova e quindi il primo anno a Milano l'ho passato all'università frequentando i corsi, poi è subentrata questa chance di questo lavoro in televisione che mi ha preso totalmente la giornata. Tu mi hai detto che ad una festa hai incontrato delle persone Sì, è stata che proprio hanno creduto in te, insomma. Sì, ci sono state tante, diciamo, connessioni fortunate. Sono stata appunto notata a una festa e poi dalla produttrice di Striscia la notizia. Io tra l'altro andavo a fare qualche casting tra una lezione e l'altra perché comunque non avevo neanche idea di come si potesse entrare in televisione. All'inizio preferivo più la moda, diciamo. Poi invece ho avuto appunto questa opportunità. Striscia la notizia ti ha dato molto, ti ha dato molta Mi ha dato notorietà. molto. Poi tra l'altro con la mia collega Maddalena abbiamo anche condotto Striscia per un breve periodo, ma poi da lì mi si sono aperte moltissime possibilità, moltissime occasioni che sto cercando di sfruttare. Insomma, in Sardegna abbiamo visto che abbiamo talenti nella musica, nella politica, nella scrittura e anche io nel campo spero nel campo dello artistico. spettacolo, spero nel mio piccolo di riuscire a strappare un sorriso e ad andare avanti con la mia carriera che è più orientata verso l'intrattenimento. Questo è quello che mi piace fare. Poi ho avuto anche delle piccole esperienze cinematografiche, ma ho fatto delle scelte il ben cinema ti precise. interessa? Ho fatto delle scelte ben precise per cui la televisione è il mio primo lavoro. Altrimenti probabilmente sarei stata a Roma, non a Milano. Avrei fatto delle scelte completamente diverse. In Italia è difficile che il cinema integri la televisione. Si può fare perché comunque ho delle colleghe che lo fanno, però non è facile. Sicuramente per noi è un pochino più difficile, però vediamo, io ce la metto tutta. Poi sono sarda, sono tenace, la tenacia non mi manca, Testarda, sì. sono testarda, quindi vedremo. Prima dicevo nel presentarti, sicuramente tu ti sei distinta da tutte le altre ragazze che dalla Sardegna poi sono entrate nella televisione, sono partite da qua e sono arrivate nella penisola per fare TV, anche per un'altra caratteristica che credo sia una tua scelta, cioè il fatto che tu non abbia mai stravolto la tua immagine, tu hai conservato comunque la tua mediterraneità, la tua sardità, i tuoi colori, questa è una tua scelta? È una mia scelta, ma è stata anche la mia carta vincente all'inizio sicuramente, quando la bellezza è stata un gran biglietto da visita, questo sì, e quindi comunque queste sono le mie caratteristiche fisiche.
Poi col tempo, ecco, è vero, se vogliamo parlare di questo, di immagine, il mio taglio di capelli l'ho cambiato dopo 10 anni. Come quasi. tutti, insomma. Però diciamo era ora e Però sei sempre cerco tu. di essere, cerco di essere più versatile che posso, nonostante la televisione ti imponga comunque di far sì che la gente si affezioni molto a questa tua immagine. E soprattutto questo ti ha lasciato quella spontaneità che comunque tu hai sempre, che spesso molte tue colleghe col passare del tempo diciamo perdono, ecco, anche nel mostrarsi al pubblico, quindi questo Ma la devo sicuramente tenere a freno, è un vanto la mia per te. spontaneità certe volte. Ho imparato anche a tenerla a freno un po'. Parlavi del futuro, tra pochissimo, tra poche settimane inizierà un'esperienza nuova per te molto importante, il passaggio da Mediaset a Rai, alla Rai con un mostro sacro della TV italiana che è Gene Gnocchi. Artù, sei emozionata, come ti senti? Sono emozionata quando mi sono trovata poco tempo fa, forse un mese, 2 mesi fa, adesso non mi ricordo esattamente, alla presentazione dei palinsesti Rai a St. Moritz. Per 10 anni noi in Mediaset abbiamo diciamo lavorato tenendo presente questi programmi e lavorandoci contro, perché comunque la battaglia degli ascolti certo. c'è sempre stato, quindi stare lì insomma alla presentazione dei palinsesti con tutti questi personaggi che c'erano, per me è stato emozionante. A un certo punto ho detto: Dio, cosa ci faccio qui? Sono dalla concorrenza. Invece è stato proprio strano, perché io sono nata in Mediaset, 10 anni sono 10 anni, quindi adesso speriamo di... La Rai, io ho lasciato Mediaset tra virgolette, perché comunque non l'ho lasciata definitivamente. Il martedì prossimo, in prima serata su Italia 1, partirà un programma che ho registrato, si chiama Medici miei. Quindi Mediaset non l'ho lasciata definitivamente, ho lasciato comunque l'ambiente con molta serenità. Ho un contratto in Rai che prevede appunto un programma con Gene Gnocchi, e non è un contratto in esclusiva con la Rai, ma è un contratto che avrà un'evoluzione, spero, e speriamo, insomma, Gene la Gnocchi rete di ti Stato è spaventa? importante, responsabilizzante anche. Sicuramente. Stare con, insomma, lavorare con Gene Gnocchi ti spaventa un po'? Lui è un tipo Guarda, un po' dopo strano, che ho lavorato con la imprevedibile. Jalappas non mi spaventa più niente. È vero, hai dopo, che ho ragione, fatto, sì. dopo che ho fatto Mai dire martedì sono pronta a tutto. Hai Veramente. superato la Sì, prova, sì. è vero. Chiamiamo la persona che ti premierà con grandissimo piacere, è il sindaco di Castelsardo, Franco Cucureddu. Grazie. Che anche quest'anno ha scelto a caso il candidato da premiare, sindaco. Non ho scelto io, hai scelto tu, mi hai detto tu. Ah, vero, devi l'ho scelto io. assolutamente Ah, è vero, è vero. premiare Elisabetta. No, mi hai detto Elisabetta Canalis ha chiesto di Ah, essere è vero, premiata. è vero. Effettivamente Elisabetta, confermi le parole del sindaco. Sindaco, allora, questa edizione volge al termine. Sì, devo dire anche quest'anno mi sembra un grandissimo parterre. Mi piace molto l'idea che ha lanciato Gavino Sini di creare una sorta di club, fare in modo che persone che entrano in contatto in queste serate, ricordo lo scorso anno abbiamo messo in contatto attori con registi, sappiamo che poi ci sono state anche evoluzioni nei rapporti professionali. Io credo che mantenere un legame, e credo che abbiamo qui presente il parlamentare, professore e giornalista Guido Meli, insomma, in una delle sue vesti potrebbe anche magari provare da Roma a tirarle fila per mantenere unito un legame che può essere fruttuoso, credo per la Sardegna, ma sicuramente anche per i premiati. Quindi complimenti veramente a tutti i premiati, molti aspetti non li conoscevo nel dettaglio, noi ospitiamo la cerimonia di premiazione ma non partecipiamo naturalmente alle scelte che sono fatte da una giuria autorevolissima composta da uomini del mondo scientifico, accademico, dai direttori delle principali testate giornalistiche della Sardegna, Beppi Anziani che non è potuto venire qua, Sandro Angioni, insomma molti sono qui presenti, Aldro Bigaglia e tanti che da 7 anni lavorano per selezionare personaggi. Tutti gli anni ci si pone il problema, ma lo scorso anno abbiamo premiato il comandante generale dei Carabinieri, l'ambasciatore italiano a Kabul, Caterina Murino e tanti altri. L'anno prossimo non riusciremo a trovare... E invece si trovano sempre grandi personaggi. Si trovano grandi ogni personaggi, devo dire che mi sorprendo perché di solito miglioriamo di anno in anno. Quindi complimenti veramente, mi fa veramente molto piacere premiare Elisabetta Canalis, che è una persona, Grazie. non ho dubbi conoscendo i genitori, ma vedendola in televisione che oltre a una bellezza che tutti insomma notano, è una ragazza anche molto intelligente, una ragazza di grande cultura. Vogliamo ascoltare adesso le motivazioni della giuria?
Il suo volto e il suo sorriso accattivante ci sono talmente familiari che sembra imperversino da un secolo sui teleschermi. In realtà tutto è cominciato meno di 10 anni fa, con un provino per Striscia la Notizia. Partita come velina, ha saputo unire alla bellezza un'intelligenza non comune per approdare in breve tempo a trasmissioni televisive più strutturate, come ad esempio Controcampo, di cui è stata ospite fissa per molte edizioni nel ruolo di opinionista. Per la pubblicità è stata protagonista degli spot di importanti aziende telefoniche, ottiche e di abbigliamento. Per la fiction televisiva ha impersonato la figura di una giovane balda, avvenente carabiniera ed è protagonista con Fabio De Luigi della sitcom Love Bugs, ma ha girato anche film prodotti in Italia e negli Stati Uniti. Ama i cavalli, i cani e lo sport. Andate pure a vederla mentre nuota o mentre danza, ma meglio starle alla larga quando pratica il kickboxing. La sua città natale, Sassari, e la Sardegna tutta sono orgogliose di lei. Premio Navicella 2008, Elisabetta Canalis. Grazie. Ecco la Pesante? navicella. È tutta in argento, quindi sia abbastanza pesante. Vorrei riuscire a Ecco, per la foto in posa. perfetto. Ringrazio il sindaco, ringrazio il Comune Castelsardo. Io vorrei dedicare questo premio perché diciamo che non l'ho mai dedicato alle persone a cui tengo di più, che sono qui presenti, che sono mio padre e mia madre, che non spingendomi mai, anzi cercando di non farmi fare questo lavoro, mi hanno incentivato molto a farlo. e ai miei nonni che non sono venuti e ai quali... Ma ti vedranno in TV? Speriamo, insomma non ce l'hanno fatta perché sono anziani e mi dispiace molto, e quindi nonno Toro e nonna Lidia. Grazie Elisabetta Canalis. Chiudiamo allora tutti insieme. Puoi tenere anche il microfono, chiudiamo tutti, rimaniamo qua, chiudiamo tutti insieme questa 7ª edizione del Premio Navicella Sardegna. Io ringrazio tutti voi, il pubblico qui dalla splendida terrazza del castello di Castelsardo, e i telespettatori che ci guardano dalle loro case. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato a questo premio, ringrazio tutti i premiati e ringrazio la giuria, tutti coloro che hanno lavorato, Cristina Ricci, Marco Spiga, Diletta Sanna, Service Audio, insomma davvero tutti. Chiudiamo in bellezza con un grande applauso e magari ci rivediamo l'anno prossimo. A tutti buonanotte, vi lascio sulle note dell'Orchestra Filarmonica della Sardegna. Arrivederci.